Questa sera dalle 24 questa zona torna in allerta gialla fino alle 24 di domani, con piogge che potrebbero essere anche importanti, ma soprattutto con un mare che lentamente da domani mattina riprenderà un'attività abbastanza significativa, con onde che prevediamo fino a 3 metri, almeno andando a esaurimento fino alla giornata dell'1, quindi fino alla mattina dell'1. Questo complica un po' le cose perché abbiamo evidentemente delle ferite scoperte su cui il mare può agire senza, come dire, tanti contrasti. I sindaci sono informati, evidentemente stanno ragionando di come poter fare ad affrontare queste prime ore. C'è tutta una gestione dei rifiuti che comunque il mare ha riversato sulle coste, come verrà gestita? C'è una parte lignea che al riconoscimento dello stato di emergenza potrà essere, a seguito dei sopralluoghi di ARPA, bruciato, quindi questo è già un passo avanti che ci stanno chiedendo e che sarà inserita nel riconoscimento dello stato di emergenza. Per quanto riguarda invece la partita legata allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti che si sono accumulati, credo che sarà oggetto di valutazione questa sera col capo dipartimento la possibilità di inserire la cosiddetta tipologia di rifiuto da poter evidentemente sgomberare rispetto alle azioni che i sindaci in somma urgenza faranno. Immagino che li tratteremo come abbiamo fatto in tutte le circostanze di emergenza, cioè con la capacità dei sindaci di smaltirli, ovviamente se non sono rifiuti pericolosi che vanno evidentemente trattati con una norma. Abbiamo sentito, magari questa è anche una nota di cronaca, anche razzi di segnalazione che comunque erano presenti nelle imbarcazioni, adesso potrebbero trovarsi, e quindi anche un avviso comunque alle persone di non muoversi in mezzo a questi oggetti, se no comunque con le precauzioni del caso. Io direi che le persone, siccome siamo in una zona molto delicata e peraltro interdetta su alcune specifiche azioni, direi che devono stare attenti, anche perché le prossime ore saranno ancora di allerta, quindi vicino al mare per le prossime 48 ore è meglio non stare. Poi capisco che ci sono esigenze dei privati, delle tante aziende, delle tante attività commerciali, ma ripeto, senza mettersi in pericolo, senza toccare cose che arrivano magari e di cui non si conosce la natura da altre imbarcazioni piuttosto che da qualsiasi tipo di situazione che il mare abbia portato.